Luisa De Berti, vicepresidente della Regione Veneto e assessore alle infrastrutture e ai trasporti, informa che a sostegno del trasporto pubblico locale la Regione ha stanziato quasi 65 milioni di euro che vanno ad anticipare il Fondo Nazionale Trasporti in modo da garantire una continuità del servizio soprattutto ora, vista la ripresa delle attività scolastiche. Afferma: tali risorse consentiranno alle aziende di disporre della liquidità necessaria a coprire gli oneri derivanti dai contratti di servizio sottoscritti con gli enti locali. Di questi 65 milioni, di cui una parte è destinata al trasporto ferroviario, automobilistico, tranviario e di navigazione, circa 17 milioni e mezzo sono destinati a Venezia e provincia. Quindi, quanto di questi andrà a beneficio del trasporto pubblico automobilistico di Chioggia e aiuterà a migliorare il servizio finora offerto? Come sapete, ieri abbiamo dato la notizia della scomparsa improvvisa del povero Luca Nicchetto, 32 anni. Abbiamo pubblicato appunto questa notizia e immediatamente già nella rassegna di questa mattina abbiamo dato indicazioni perché alcuni residenti di Valli hanno iniziato una raccolta fondi per aiutare la famiglia. Sappiamo che è sempre un tema un po' controverso. Si aiuta, non si aiuta, eccetera, eccetera. Onestamente io sono assolutamente convinto nel dare spazio a questa iniziativa. Ieri non c'è stato il tempo, includiamo anche l'intervento di una signora di Valle che conosce la famiglia, che invita appunto a questo aiuto. C'è un sito specializzato in questo tipo di attività. Con poco, se ognuno di noi dà un minimo, si raccoglie un po' di qualcosa e effettivamente anch'io sono convinto che è una famiglia che veramente merita di essere aiutato. Mi sto riferendo ai genitori anziani di Luca Nicchetto. Quindi vi spingo, questa è un'iniziativa personale, vi spingo a aderire a questo invito, che sarebbe una cosa bella poter riuscire a dare un aiuto, insomma. Ciao a tutti, conosco personalmente la famiglia Nicchetto, alla quale ieri è mancato il figlio improvvisamente. Sono delle gran brave persone e vogliamo aiutarle. Se ognuno di voi riuscisse a fare una piccola offerta, vi assicuriamo che è una brava famiglia, che merita. Ve lo dico con il cuore in mano. Grazie. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 €. Uno tra i problemi che spesso si sottovalutano nelle attività commerciali è il taccheggio, il furto che vede il ladruncolo sottrarre di nascosto articoli in vendita, nascondendoli tra i vestiti, nelle borse, talvolta indossandoli dopo aver tolto magari le etichette anti-taccheggio. Spesso i negozi si attivano contro questo piccolo reato installando telecamere, sistemi antitaccheggio o mediante l'impiego di personale di sorveglianza. Nonostante i sistemi appositi, qualcuno c'è sempre che tenta di eluderli, talvolta riuscendoci e talvolta no. Al supermercato Aldi, la guardia addetta alla sorveglianza, conosciuto come Volpe, anche ieri ha colto sul fatto 2 minori, i quali, dopo aver sottratto alcuni prodotti, hanno tentato la fuga a bordo di una bicicletta. La guardia addetta, dopo averli fermati, ha chiamato per l'intervento delle forze dell'ordine. Essendo minori però non li si è potuti trattenere, i due hanno quindi restituito il maltolto, cose di poco valore, e se ne sono andati. I carabinieri sono potuti intervenire solo in un secondo tempo. I genitori quindi non verranno a conoscenza di ciò che i loro figli combinano per il mondo, i due giovani non subiranno alcuna reprimenda e tutto torna tabula rasa, come se non fosse accaduto nulla, pronti magari per altri tentativi in altri punti vendita, dove non c'è la Volpe e dove magari il personale è troppo impegnato per riuscire a badare a ciò che stanno facendo.
La guardia si è accorta che c'era qualcosa che non andava dal passo spedito con cui i due hanno preso la strada verso l'uscita. Purtroppo da questa esperienza i due ragazzi minorenni non avranno imparato nulla se non a stare più attenti a non farsi beccare alla prossima occasione. Un passaggio fino in centrale e una spiegazione ai genitori del fatto accaduto sarebbe stata forse molto più utile. E siamo nello studio del Servizio Nord-Est 2.0 e volevo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul super bonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il super bonus esiste ancora, fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia. Ma una delle notizie più interessanti, almeno per quel che mi riguarda, che oggi ho visto sulle varie testate, è quella che il referendum che chiede l'abrogazione del limite per gli stranieri di chiedere la cittadinanza, di dimezzare, adesso è di 10 anni, quindi uno straniero in Italia che vive da 10 anni in Italia, che parla l'italiano, capisce l'italiano e ci sono anche altri requisiti, in 10 anni può chiedere la cittadinanza e automaticamente diventa, facendo un percorso, diventa cittadino italiano e quindi anche i figli. Nel caso del referendum, che è stata la raccolta di firme per fare il referendum, che è stata è un'iniziativa di Più Europa e del Partito Socialista, hanno raccolto in pochi giorni 500.000 firme, quindi non è sicuramente poco. Adesso, al di là del dibattito politico, che ovviamente ognuno utilizza un po' le proprie leve per richiamare l'attenzione del proprio elettorato, c'è da dire però che, come uno dei leader, ho visto prima un video, ha dichiarato, c'è del vero nel fatto che dice che evidentemente avere raccolto 500.000 firme in poco tempo c'è un'esigenza di dibattito, c'è un interesse su questo tema e quindi ci piacerebbe sapere da parte dei nostri follower cosa ne pensate su questo. Quindi praticamente si parla che gli stranieri, uso il termine stranieri, ma francamente io li chiamo nostri concittadini, che parlano l'italiano, portano i figli nelle nostre stesse scuole, ci troviamo in coda in posti insieme, ci troviamo in coda all'ospedale, usiamo gli stessi mezzi di trasporto, fanno i lavori, fanno i lavori che diciamo ci riguardano tutti noi. Io chiamarli stranieri, devo dire la verità, non mi sembra che siano più stranieri, ovviamente all'interno di certi requisiti. Comunque, a parte il parere personale, come avrete capito, sono favorevole io che in 5 anni uno possa diventare un residente in Italia che parla correttamente l'italiano e che capisca l'italiano, possa diventare cittadino. Io personalmente sono favorevole, ma a parte quello che penso io, mi farebbe piacere cosa ne pensano i nostri follower e avremo piacere appunto di sapere dai vostri commenti, dai vostri interventi, cosa ne pensate a riguardo. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it. Il verde è bello, su questo siamo tutti d'accordo, ma il verde deve essere anche curato, sia che si tratti di verde pubblico che di verde privato. Ha un difetto, è vivo, cresce, pertanto le cure vanno date con costanza, gli alberi vanno potati, i rami secchi vanno tolti, gli alberi morti vanno tolti in quanto rischiano di diventare un pericolo per l'uomo, con il quale la convivenza non sempre è facile, spesso a discapito del verde. Questa mattina abbiamo fatto un giro tra alcune situazioni in cui il verde sta prendendo il sopravvento, ma non in modo positivo. Il verde indesiderato costituisce un problema per tutto il territorio, invadendo le fondamenta, i marciapiedi, crescendo sulle balaustre dei ponti, sui tetti di chiese e di palazzi. Poco curato il verde indesiderato che cresce nelle proprietà private e poco curato anche quello che ricopre gli spazi pubblici. In via Niobe a Sottomarina ci sono canne alte che cascano in mezzo alla strada, quest'estate toccavano chi passava
e in mezzo alla carreggiata. Andrebbero regolate in modo da non creare problemi a chi transita e dovrebbe farlo il proprietario del fondo in cui crescono. In via Vespucci ci sono alberi ad alto fusto che crescono in un giardino privato, ma il cui peso sta premendo addirittura sulla recinzione, vicino alla quale si trovano bidoni dell'immondizia, quadri di utenze e una fermata del bus, oltre che numerose auto parcheggiate. Dovrebbe essere cura del proprietario del giardino controllare se queste piante possano costituire un pericolo per la sicurezza di persone e cose, ma se il proprietario non interviene, chi ha cura della sicurezza del comune dovrebbe costringere a verificare e a provvedere in tal senso. Il pezzo forte del verde che prende il sopravvento sui manufatti urbani si trova sempre in via Vespucci presso l'Albergo Internazionale, dove una gigantesca pianta di glicine ricopre tutta la facciata. Lo spettacolo che l'albergo offre è una cosa mai vista quando il glicine è in fiore, ma una parte dei vicini, che oltre alla bellezza del glicine si tengono anche tutti i problemi legati alla presenza della variegata fauna che qui ha trovato il suo habitat, vorrebbe che la pianta fosse estirpata, in modo da liberarsi anche di tutti gli animali legati ad essa. La crescita di rami così grossi e radici così importanti intacca anche l'immobile, facendo azione di scavo e leva, provocando la caduta di intonaci che già una volta hanno portato conseguenze. A Borgo San Giovanni c'è una villetta in cui il verde è lasciato libero, ma anche i ratti che lo frequentano godono della stessa libertà. Abbiamo alberi morti un po' ovunque, toglierli costa, non toglierli potrebbe costare molto di più. Insomma, tra pubblico e privato il verde può essere un cruccio, ma ricordiamo anche l'ordinanza che impone di mantenere la pulizia delle aree private dal verde, che dimostra degrado, non solo per la manifesta trascuratezza, non solo per il pericolo di incendio che può interessare tali aree, ma anche per il dare rifugio a una popolazione animale che certamente non è urbana e che può provocare problemi. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.